seguite me, loro seguono, diciamo, anche questo. 1, 2, 3. Passiamo adesso a un canto dell'Ottocento siciliano. È una comare che va a raccontare alle altre che finalmente dopo 7 anni di matrimonio sta per avere un bambino. E dice loro: se sarà maschietto lo manderò a scuola, se sarà femminuccia rimarrà a casa a fare la calza, come si usava un tempo. Addirittura l'acqua con cui veniva lavato il bambino veniva buttata davanti casa, gridando mascolo è, per indicare che l'uomo doveva uscire fuori di casa. Mi raccomando, non vi addormentate, perché in fondo non vedo, c'è qualcuno che si è addormentato. Occhio. I vicini ogni tanto una gomitata, mi raccomando. Mentre se era femminuccia, l'acqua con cui veniva lavata veniva buttata dentro il forno con tutta la bambina. No, scusate, signora, mi scusi, ho sbagliato, a volte capita che uno si confonde. No, signora, non si preoccupi, solo l'acqua. Perché le bambine dovevano stare a casa a fare le calze, cioè le donne dovevano rimanere a casa, e quello era indicativo, e l'acqua veniva buttata dentro il forno proprio per indicare questo. Allora, il titolo è Cummari Nina.